Buongiorno telespettatori di Ore 13, ben ritrovati, appuntamento del giovedì con le risposte della CGIL. Quest'oggi parleremo di invalidità civile a 360 gradi, un tema complesso e difficile perché riguarda ovviamente tutte quelle persone che si trovano in una situazione di difficoltà per svariate ragioni che ora vedremo nel corso della trasmissione. Quindi un ringraziamento agli ospiti che sono qui con noi oggi e ci aiuteranno appunto a sviscerare un po' questo tema in tutti i suoi aspetti. Benvenute quindi a Lucia Celi e a Ketty Mutta del patronato Inca della CGIL di Castelfranco e benvenuto a Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL di Treviso. Allora, cominciamo subito. Invalidità civile. Come si fa a capire se una persona ha i requisiti per richiedere l'invalidità civile? Lucia Celi. Allora, diciamo che c'è una commissione medica preposta a stabilire se la persona è o non è invalida e stabilire anche qual è la percentuale di invalidità che la persona può essere riconosciuta, perché in base al grado di invalidità si possono attivare anche delle forme di tutela importanti. Allora, i sistemi per accedere alla domanda di invalidità civile possono essere quello, diciamo, più comune. Una persona va dal proprio medico di base, il medico di base conosce un po' tutte le patologie che una persona ha e redige un certificato medico apposito ad uso invalidità civile. Abbinata alla domanda invalidità civile ci sono anche altre cose che magari vengono considerate secondarie ma possono essere molto importanti. Assieme all'invalidità civile c'è la pensione per i ciechi civili, c'è la pensione per il sordo. Tante volte i medici fanno una domanda per sordità, ma la sordità viene riconosciuta solo in caso di sordità prelinguale, cioè ai bambini, non alle persone che in tarda età perdono l'udito. Poi c'è la legge 104 che è molto importante perché alla legge 104 sono legati tutta una serie di permessi lavorativi e c'è anche la disabilità diciamo che la disabilità ti permette di avere un riconoscimento che ti permette di essere inserite nelle liste speciali degli invalidi civili e ti permette di trovare un posto di lavoro adeguato alla propria situazione psicofisica, diciamo. Ecco, poi magari ne approfondiamo poi l'argomento perché spesso abbiamo ricevuto molte telefonate, infatti invito anche voi telespettatori naturalmente a chiamarci, i numeri li vedete in sovraimpressione di parecchi problemi che ci sono in questo senso nelle aziende. Il primo passaggio è il certificato medico che, come dicevo, può essere fatto dal medico di base oppure il nostro patronato offre la consulenza di un team di medici legali che redigono anche i certificati medici. Quindi diciamo il primo passo da fare è quello di rivolgersi al proprio medico di base, sia che si tratti di persone diciamo adulte sia anche di bambini, di minori, perché l'invalidità civile può essere richiesta naturalmente anche per i bambini. Sì, anche per i minori, cioè può essere fatta di solito il pediatra magari, perché adesso i certificati sono comunque telematici, è tutto telematico, quindi eventualmente bisogna sentire il pediatra se è convenzionato o eventualmente con il medico comunque di base presso della famiglia rilasciano comunque sempre questo certificato che va inoltrato in via telematica anche per i minori, i quali se ci sono due possibilità, cioè può essere riconosciuta l'indennità di frequenza per il minore o addirittura in certi casi anche l'accompagnatoria, insomma. L'indennità di frequenza significa che cosa? L'indennità di frequenza in pratica è distinta nel senso che il minore viene riconosciuto invalido, però viene riconosciuto questa assistenza nel periodo di frequenza, quindi di solito da settembre quando iniziano... Di frequenza della scuola si intende. Frequenza della scuola, o se fanno dei corsi di riabilitazione viene riconosciuto sempre nel periodo di frequenza, di solito parte da settembre, si ferma a giugno, viene sospesa e a settembre dell'anno successivo viene riattivata, solo nel caso di frequenza, l'indennità. Diversamente l'indennità si intende un contributo economico che viene dato alla famiglia per sostenere. A 279 euro.
Diversamente l'accompagno non è legata alla frequenza e viene data proprio per il minore, che quindi è più grave, sono 515 euro se non ricordo. Per 12 caso mesi di disabilità più gravi. Sì. Abbiamo già una telefonata in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno, chi parla? No, è caduta la linea, allora invito il telespettatore e la telespettatrice a richiamarci. Stavamo dicendo quindi un'indennità anche in denaro, che ovviamente sicuramente è un aiuto per le famiglie che si trovano ad avere a che fare insomma, con queste situazioni. Paolino Barbiero, invalidità civile, si parla moltissimo di pensioni, si è parlato di APE, ne abbiamo parlato anche in tante trasmissioni. Per le persone che hanno un'invalidità civile, che tipo di pensioni sono previste? Beh, innanzitutto credo sia utile chiarire che, come lo abbiamo titolato nel nostro ultimo opuscolo che uscirà in 10.000 copie in tutte le sedi della CGIL dalla settimana prossima, l'universo pensioni è molto ampio. Qui stiamo trattando una situazione delicata, delle volte non conosciuta da chi potrebbe avere dei diritti che rimangono inespressi, e delle volte anche rispetto alle campagne informative di queste settimane viene rappresentata come uno dei mali, se pensiamo a quando parlano della legge 104 e degli abusi, quando invece ha una funzione... Sì, sono cronache recenti, purtroppo se ne sono sentite tante. Sì, ha una funzione sociale molto importante, quindi bisognerebbe fare anche una narrazione di quanti casi che, se non avessero questa legge, sarebbero in una situazione di disagio sociale e di povertà assoluta. Però purtroppo, per colpa di gente disonesta, di truffatori, che abbiamo visto truffatori, bravo, chiamiamoli con il loro nome, perché spesso si adoperano termini furbetti, così, non sono dei furbetti, sono dei truffatori. Persone che dovrebbero andare messi in galera e buttare via le chiavi, per quanto mi riguarda. Di un diritto magari delle persone che ne hanno realmente bisogno. Perché poi alla fine, per trovare soluzioni a questi temi, si rischia invece di mettere in galera queste persone, di introdurre elementi restrittivi a sfavore di chi invece di questa legge ne ha bisogno assoluto. Quindi dobbiamo chiarire questo. Ecco, posso interromperla un attimo, perché vedo dalla regia, mi segnalano la telefonata, probabilmente è il telespettatore di prima che ha ritentato. Torniamo tra pochissimo, intanto sentiamo chi chiama. Pronto, buongiorno. Pronto? Niente. Pronto? Ecco, sì, pronto, buongiorno signora, è in onda, prego. Ecco, sì, e volevo chiedere all'intervento del signore. Io ho avuto l'anno scorso un'operazione a cuore aperto per l'asportazione della valvola difettosa. Come categoria mi hanno messo handicap, per persona con handicap. Ho il 64% di invalidità dato dalla commissione e volevo sapere se ho diritto a qualcosa, visto che porto anche il pacemaker. Ecco, quanti anni ha signora? Io ne ho 71 compiuti. 61? 71. 71, ok, sì. grazie signora per averci chiamato. Chi vuole rispondere? 71 ha già una pensione, dovrebbe avere già una pensione. Allora, diciamo che le provvidenze economiche, parlo di provvidenze economiche perché l'invalidità civile ha molti aspetti, no? C'è l'aspetto dell'esenzione del ticket per i farmaci, per le patologie, e ci sono le provvidenze economiche. Le provvidenze economiche per invalidità civile, parlo del 100%, vengono riconosciute fino all'età della pensione sociale, quest'anno 66 anni e 7 mesi. Oltre a questa età qua, una persona può essere riconosciuta 100% grave, ma economicamente non ha diritto a nessuna assistenza, perché viene riconosciuta solo l'accompagnatoria. Quindi nel caso della signora che ha 71 anni... Se la signora prima se a 71 a suo tempo erano i 65 anni di età, avesse avuto un'invalidità civile al 100% o anche parziale, all'età di 65 anni, attualmente 66 e 7, sarebbe stata trasformata in pensione sociale, ok? E avrebbe questa provvidenza. Fatta la domanda e riconosciuto il problema a questa età qua, l'unica provvidenza economica che la signora potrebbe avere è l'accompagnatoria. L'accompagnatoria di solito è abbinata a una legge 104 che la signora citava prima, articolo 3,3, cioè in gravità, perché la legge 104 può essere non riconosciuta, riconosciuta
ma non grave, è riconosciuta con gravità. Solo nel caso del riconoscimento di gravità scattano tutti gli diciamo, aiuti dei permessi lavorativi per i familiari che assistono. Ma a livello economico mi pare di capire che alla signora interessava capire se aveva diritto a un qualche... O la signora viene riconosciuta una indennità di accompagnamento, allora l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta nel caso in cui una persona non sia in grado o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure non è in grado di deambulare autonomamente. Per atti quotidiani della vita si intende lavare, mangiare, vestirsi autonomamente o deambulare autonomamente. Ecco, allora, se non è uno di questi due casi non c'è l'accompagnatoria e non c'è un riconoscimento economico, diciamo. Ecco, abbiamo anche un'altra chiamata, sentiamo, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Gianfranco da Padova. Buongiorno. Ecco, io saluto lei e i suoi ospiti. Volevo un'informazione in merito sempre a questi problemi. Allora, io ho 66 anni, sono in pensione, e però ho subito un'operazione che è scritto limitazioni funzionali ai movimenti articolari e intervento chirurgico mutilante, di cui ho la percentuale pari al 60%. Volevo dire, sono possibilità oppure sono completamente al di fuori della fascia, eccetera, eccetera? Ecco, grazie Gianfranco per averci telefonato. Le fasce. Vuole rispondere lei, Ketty? Beh, comunque con 66 anni d'età e il 66%, dice 60%, no, a livello possibilità non c'è un riconoscimento economico, cioè nel senso che non... Sì, il minimo ci vuole come percentuale, ci vuole un 74% per aver diritto a percepire comunque un'indennità che però nel suo caso, avendo i 66 anni di età se non sbaglio, non avrebbe diritto comunque all'indennizzo. Perché cioè, è già in pensione, ha detto il signore. Ma non solo, oltre alla pensione, guardando come diceva la collega Lucia, cioè nel senso che superati i 65 anni io devo essere... 60, vabbè, o comunque 66,7, lui dovrebbe avere comunque una percentuale di invalidità riconosciuta pari al 74% per avere diritto a un indennizzo che il signore dice di aver... E non superare un limite reddituale molto basso, perché c'è anche quello da dire, cioè è anche un limite di reddito, quindi lui avendo già la no. Per l'invalidità civile sì. Ci sono limiti di reddito molto bassi, sono per una invalidità civile parziale 4.800 euro, vabbè, qualcosa, per un'invalidità civile totale 16.500 circa, ecco. No. E qui magari si apre un altro mondo, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. A tra poco, linea alla regia. Rieccoci in diretta con Ore 13, la CGIL risponde, stiamo parlando di invalidità civile, un argomento che sembra davvero sollecitare molto i nostri telespettatori. Abbiamo già un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, un saluto a lei e ai suoi ospiti. Senta, io sono stato l'anno scorso licenziato per giusta causa perché ho avuto vari infortuni, ho problemi alla schiena grossi. Sono stato riconosciuto con 34% di invalidità da parte dell'INAIL, però ho riconosciuto il 21% indennizzato. 34 ha detto, scusi? INAIL però. Sì, 34 dell'INAIL. Indennizzato 21%, cioè percepisco 425 euro al mese fino che vado a vita migliore. Però sono stato licenziato perché il medico del lavoro mi ha fatto inabile. Io adesso mi trovo con 33 anni, diversamente ho ancora un anno di NASPI, che l'anno di NASPI dovrebbero andare su come pensionamento. Però mi trovo adesso che sono licenziato, cosa mi conviene fare? Potrei pagare al limite gli 8 anni restanti 9 volontario, perché adesso mi trovo senza lavoro, ho fatto domanda dell'assegno di ordinario di invalidità, mi è stato respinto. Quanti anni ha, mi scusi? Quanti anni ha? Ho 50 anni, ho iniziato a 18 a lavorare regolare, ho sempre lavorato, no? Però adesso ho fatto domanda di assegno ordinario di invalidità, mi è stato respinto. Non so se mi conviene fare ricorso, il medico del patronato mi ha detto facciamo ricorso, però non so se l'accettano. Adesso mi trovo in questa condizione qua, che sono stato licenziato e non trovo lavoro perché ho problemi seri di schiena.
mi conviene pagare volontario gli 8 anni, avendo anche 4 risparmi messi via, cosa devo fare? Certo. Un suo consiglio. Grazie allora per averci telefonato. Barbiere, voleva rispondere lei dopo al signore. Tecnicamente passo la parola a Lucia. Intanto giusto il consiglio del patronato di fare un ricorso. Poi oltre a questo, quando finisci la NASPI, il consiglio che diamo noi è comunque di aprire una richiesta di pagamento dei contributi volontari. Fatta la richiesta non c'è l'obbligo di pagare, ma però nel momento in cui la fai blocchi il termine per avere le coperture dei contributi. Anche perché poi quando ti arrivano le quote da pagare decidi se fare un investimento o no, perché se paghi 8 anni di contributi hai 50 anni, 33, con 43 anni di contributi vai in pensione. Se no dovresti aspettare i 67 anni e oltre, perché l'attesa di vita aumenterà ancora. Quindi nel caso suo che ha 50 anni, a 58 diciamo potrebbe andare in pensione. Perché raggiungi i 43 anni di contributi, a meno che non ci siano altre vie d'uscita rispetto alla sua patologia. Però il consiglio che do io è quello comunque di aprire la procedura del versamento con contributi volontari. Poi fa tutte le altre verifiche accadute e sceglie quella che è migliore. Uno mi può dire: ma io non ho la condizione di pagare i contributi volontari, questo è un problema. Bisogna vedere poi all'interno della famiglia come si può aiutare. Io ho avuto dei casi dove abbiamo convinto tutti i familiari a mettere una quota per pagare i contributi perché questa persona è andata in pensione 5 anni prima, perché comunque poi la famiglia dovrebbe mantenerla. Quindi bisogna fare un ragionamento di questo tipo, cioè paradossalmente delle volte conviene anche fare un mutuo, non so se mi spiego, perché se io faccio un mutuo per pagare i contributi e a 58 anni vado in pensione e poi se ho vita da vivere fino a 90, capisci perfettamente che ho fatto un investimento sul mio futuro. Quindi bisogna fare tutta una serie di calcoli. È complicato perché se poi uno non ha i soldi e ha quei 400 euro e non c'è lavoro, non sa da che parte pigliarla, però va fatto un approfondimento perché delle opportunità ci possono essere. Vai Lucia sul Dicevo, è corretto non fare la domanda di invalidità INPS a segno di invalidità, perché non è se anche avessero riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità derivante da un infortunio lavorativo, possono anche riconoscere e dire sì, hai diritto, ma le provvidenze economiche non sono cumulabili, o prendi una o prendi l'altra, e una persona potrebbe anche averne un danno da questo. Abbiamo avuto dei casi, abbiamo seguito dei casi in tal senso. Magari che percepisce quella inferiore delle due, per esempio. Faccio un esempio, no, lui potrebbe anche percepire quella superiore, ma poi questa pensione di invalidità INPS, non parliamo di civile in questo caso, INPS, non è trasformabile in pensione di anzianità. E allora nel caso in cui uno poi raggiunga magari i 42 anni e 10 mesi quest'anno di contributi, non può comunque accedere alla pensione di anzianità, perché l'inabilità non è trasformabile in pensione anzianità. Dovrebbe comunque, anche giovane, aspettare l'età della pensione a vecchiaia per trasformare la pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, con un danno economico non indifferente. Quindi insomma bisogna stare anche molto attenti prima di fare delle scelte e valutare tutti gli elementi. Bisogna affidarsi a chi conosce la materia, perché poi faccendieri, oltre che truffatori, faccendieri in giro ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi e la materia, l'abbiamo capito, è estremamente complessa. Allora un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno, vorrei gentilmente avere una spiegazione dal dottor Barbiero. Allora, chiamo per una persona che non ha il coraggio di telefonare, una persona che ha l'invalidità al 100% e che ha la fortuna di avere un pochino di pensione e non da ISEE. Allora, avendo la richiesta dei medici di dire che quando va a fare una visita avrebbe bisogno di un figlio, e la legge 104 non gli ha dato l'invalidità per avere solo il figlio che l'accompagni quando deve andare solo a fare le visite. Non vuole assegno di accompagnatoria, niente, solo che i figli abbiano la possibilità di andare a assistere alla visita, perché sta persona, la sua pressione è 500 e può fare un colpo lì. Come mai
quando una ha l'invalidità al 100%, non ha la possibilità di avere la 104 solo perché i figli l'accompagnino a sentire i problemi come vanno, che sono abbastanza gravi. Vorrei una spiegazione perché ti rigettano sempre e non c'è possibilità di farsi accompagnare dai figli con una patologia da invalidità al 100%. Niente accompagnatorie, niente soldi, ma solo che abbiano la possibilità di avere il permesso. Di usufruire dei permessi per accompagnare il padre. Abbiamo capito, signora, grazie per averci telefonato. Barbiero, allora, cosa possiamo dire a questo signore? Riprendo la premessa iniziale, con tutti questi abusi, con tutte queste truffe che si sono fatte nella legge 634, si sono introdotti dei sistemi restrittivi, dopo poi chi effettivamente potrebbe averne anche bisogno si trova nelle condizioni della signora. Poi ci sono situazioni anche complicate, nel senso che ci sono commissioni provinciali che intervengono e non tutti poi hanno gli stessi criteri, gli stessi riferimenti, per cui una cosa che passa a Treviso c'è il rischio che la stessa situazione a Parma piuttosto che a Padova venga catalogata in un altro modo. E uno dei problemi che abbiamo è che, siccome sono due le commissioni mediche che intervengono, la commissione dell'INPS e dell'ULSS, e che non sono molto integrate tra di loro, per esempio a Treviso siamo riusciti a mettere insieme l'INPS e l'ULSS per fare in modo che in un'unica struttura ci siano entrambi le commissioni, che i sistemi di valutazione siano uniformati, perché tra l'altro delle volte per ottenere l'invalidità, la 104, l'accompagnatoria, passano 6, 7, 8 mesi, in alcuni casi a Treviso ormai siamo arrivati anche attorno all'anno, e le persone che stanno male alla fine non vedono neanche il risultato, cioè muoiono prima, con situazioni poi complicate per gli eredi per acquisire quanto dovuto molto in ritardo, certo, perché appunto il sistema burocratico invece di essere positivo è negativo. E questo è l'altro elemento. Nel caso della signora bisogna verificare se ci sono i presupposti per fare ricorso, ma indubbiamente se non ce l'ha è perché, come diceva la Lucia prima, c'è sì sempre il 100%, ma non è stabilita che c'è una invalidità grave. Diciamo che un po'... noi capita spesso di vedere che ci sono anziani che hanno riconosciuto la percentuale del 100% grave, il 100% negli ultra 65 anni, attualmente 66 e 7 mesi, può essere lieve, media o grave. Ci ritroviamo a avere persone con un riconoscimento grave, questo non viene abbinato magari a una 104 in gravità, comma 3, articolo 3, perché comunque la signora giusto parlava dei 3 giorni, ma si capisce anche che sono un po' diciamo, difficili da venire concessi, perché oltre ai 3 giorni questo riconoscimento prevede anche 2 anni di congedo straordinario retribuito, cioè vuol dire che una persona convivente col disabile, suo congiunto convivente col disabile in situazioni di gravità, potrebbe restare a casa dal lavoro per 2 anni, pagato come se lavorasse, con i contributi figurativi, fini pensionistici e tutto. Pertanto è una cosa importante e probabilmente la Commissione prima di concederla ci pensa anche su, e se può dir di no, magari tende più a dir di no che sì, ok? Nel dubbio. Noi cosa possiamo consigliare alla signora? Il ricorso amministrativo non esiste più. L'unica cosa che si può fare è un ricorso medico-legale, che è di fatto una causa. Si hanno tempo 180 giorni per attivarsi in tal senso dal ricevimento del verbale, perciò se sono passati questi tempi si fa una nuova domanda e poi si valuta con la consulenza del medico legale se ci sono gli estremi per fare il ricorso. Si capisce perfettamente dalla norma che se è fatta perché un figlio possa stare a casa anche 2 anni bisogna che ci sia una gravità che non è quella di accompagnare la persona di 3 giorni. Poi chiaramente se la signora avesse questa opportunità saremmo tutti più contenti. Ma chi spetta discriminare, diciamo, fra i 3 giorni o i 2 anni? I medici. Cioè, nel momento in cui tu hai ricevuto la gravità puoi chiedere, allora, i 3 cioè, giorni, tu diciamo come persona che ha avuto il diritto. L'unica differenza è tra i 3 giorni e il congedo straordinario è la convivenza. L'unica discriminante è quella, perché il riconoscimento è lo stesso, legge 104, comma 3, articolo 3, in gravità, io posso usare i 3 giorni al mese, posso usare i 2 anni di congedo straordinario. Cioè lo scelgo io, diciamo. Sì, ma è per questo che siccome si può arrivare anche a scegliere 2 anni, il costo è consistente, bisogna che ci sia una gravità che sia quella semplice necessità che ha la persona dei 3 giorni. È chiaro. Cioè loro guardano
il caso più grave. Poi se uno dice rispetto al caso più grave mi bastano 3 giorni, va bene, ce li hai, ma contemplando il caso più grave puoi arrivare anche ad avere 2 anni. Quindi questa è la situazione. Tanto è vero che nel territorio il sindacato dei pensionati, assieme anche noi abbiamo l'Auser, che è la nostra associazione, ci rendiamo disponibili proprio anche per dare supporto a queste persone che hanno la necessità di andare a visite mediche in giro e non hanno la possibilità di avere familiari che li accompagnano, oppure per accompagnarli, insomma, voi direttamente. Lo possono fare, perché poi in questo caso i 3 giorni è che tu lo puoi fare avendo comunque la retribuzione. Se non hai 3 giorni lo puoi fare comunque, solo che ci devi mettere o una giornata di ferie o una giornata di permesso non retribuito, quindi cambia il contesto. Beh, certo. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Ore 13, rieccoci in diretta con la CGIL Risponde, stiamo parlando di invalidità civile. Allora, dal tenore anche delle molte telefonate che sono arrivate, abbiamo visto, no, che la gente vuole capire anche che cosa spetta a chi ha determinate percentuali di invalidità. Vogliamo quindi magari riepilogare quelle che sono le fasce e quelli che sono i benefici, insomma, previsti dalla nostra legislazione. Allora, partiamo da una base di un 46%, dove non c'è un riconoscimento di una pensione economica, diciamo, però può essere l'inserimento nelle liste speciali degli invalidi civili. Cosa molto importante, perché da gennaio di quest'anno i posti per gli invalidi civili all'interno delle aziende sono molto di più. La percentuale si è innalzata tantissimo rispetto agli anni precedenti in base a un decreto di recente attuazione, no? Pertanto anche persone che non hanno grosse difficoltà e che hanno difficoltà a trovare lavoro farebbero bene a chiedere un riconoscimento, perché potrebbe dargli la possibilità di avere un lavoro anche adeguato alle proprie capacità, come dicevo prima, psicofisiche, no? Le aziende che assumono d'altronde hanno degli obblighi di legge nell'assunzione degli invalidi e hanno degli sgravi contributivi molto importanti. Dal 64% iniziano invece gli ausili gratuiti, protesi acustiche o altri ausili che una persona può avere bisogno, può essere il materasso, può essere la carrozzina, quello che è. Dal 74% scattano l'aiuto economico, la pensione, sempre come dicevamo prima in base anche a dei limiti di reddito, ma dal 74% scatta anche un altro aiuto economico molto importante, un aiuto importante, che è un aiuto contributivo. Il disabile, dal 74% in su, per ogni anno di lavoro da quando è riconosciuto, può avere il riconoscimento di 2 mesi aggiuntivi a livello di contributi, fino a un massimo di 5 anni. Pertanto una persona riconosciuta che lavora per 30 anni si troverà, invece di avere 30 anni di contributi, ne ha 35. Quindi può andare in pensione prima. Sì. E anche questo sicuramente. Diciamo che rispetto alla situazione attuale, dove ci vogliono 42 anni e 10 mesi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna, se ci sono persone che hanno invalidità oltre il 74% che lavorano, possono scalare, e ce l'hanno dall'inizio, scalano di 5 anni, quindi possono andare, se facciamo i conti, con 37 e 10 mesi o 36 e 10 mesi. Sicuramente, insomma, è anche questa è una banalità, importante. Però ci sono persone che non lo sanno. Che non lo sanno, perché bisogna fare comunque domanda per avere questo, oppure è sufficiente avere l'invalidità e vanno in automatico, diciamo. Allora, diciamo non va niente in automatico, c'è la domanda da fare, e poi in genere diciamo, la normativa prevederebbe una procedura telematica per chiedere l'accredito di questi contributi, che in genere però diciamo che non viene fatto. Al patronato si incarica di fare le valutazioni, si incarica di acquisire i verbali, e nel momento della domanda di pensione si inoltra, assieme alla domanda di pensione, il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile. Quindi uno lo può fare anche nel momento in cui richiede di andare in pensione, sì, questa diciamo domanda. Che è bene fare un conteggio preventivo per sapere, insomma, quando arriverò alla pensione con queste maggiorazioni contributive, insomma. Certo. Ritornando alla legge 104, Barbiero, no? Ne stavamo parlando prima, e la premessa segnalano una telefonata, allora sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Chi parla? Buongiorno, sono Teresa di Lignago, in provincia di Verona. Buongiorno Teresa. Allora,
Allora, senta, siccome lì ci sono 3 autorevoli persone, volevo chiedere un'informazione. Mio marito un anno fa è stato operato, hanno tolto la vescica e è stato tumore maligno. E adesso è stomatizzato con il sacchetto, con la placa, eccetera, questo e quello. Allora, per fortuna ai 104 ce l'hanno passata. Possiede una pensione di 1.290 euro, però in 2, perché io ho i contributi e non mi danno niente. Perché... Allora, siccome che abbiamo bisogno, ci passano tante cose, però sfortunatamente peli, guarde, e non vi dico si stacca la placca, è un disastro, bisogna esserci 24 ore su 24. Lui fortunatamente quando non è in infezione, perché fa infezione continuamente, è capace anche di camminare. Comunque siamo andati a visita per chiedere un contributo, non perché che gli dassero la invalidità. Allora 100% invalido, però un becco di un quattrino niente. Volevo chiedere se queste cose sono giuste o non so io. Quindi, ma suo marito, signora, ha la pensione di vecchiaia? Mio marito ha lavorato 40 anni in fonderia e si è perso la salute e adesso ha 77 anni, però siamo 77 lui, 74 io, non prendo niente, ha fatto protesi al ginocchio, dovrei fare un'altra però non posso perché cadere, schiena, ma forse eccetera. voleva l'accompagnatoria, sì, forse la appunto, signora, allora, no? Per intanto resumo. per vedere se ci sono altre cose bisognerebbe capire che pensione lorda ha suo marito. Ha detto 1.200, presumo netta, no signora? Netta va a 1.290 euro, però siamo Quindi in due. 1.600 è sopra i 16.000. E poi a 77 anni. Ecco, allora, Barbiero cosa può fare? L'unica cosa è verificare se ci sono le condizioni per chiedere l'accompagnatoria. Ma quello non ce la dà perché hanno detto che lui alle volte cammina da solo, capisce? Però non è in quanto, signor Barbiero, è che io devo esserci 24 ore su 24, perché come vi ho detto, ecco. Signora, capisco perché... L'anno scorso abbiamo fatto la denuncia di redditi, abbiamo 1.700 euro di medicine, io e lui. Ecco, allora mi dica lei dove andiamo? Andiamo a mangiare, i miei figli mi dicono mamma non preoccuparti, perché fortuna tutto è all'estero, un lavoro che non dico mio figlio poverino, però non possiamo mica non appoggiarci sui nostri figli. Certo, ha fatto 40 anni di fonderia, ha perso la salute in fonderia. Ecco, Barbiero, allora che cosa possiamo dire alla signora? Cioè, la signora, come tanti casi che noi riscontriamo tutti i giorni, rappresenta uno spaccato molto critico che ci sono all'interno delle famiglie, specialmente tra i pensionati quando intervengono malattie gravi. Purtroppo queste malattie oncologiche gravi. Il problema è che sotto l'aspetto della pensione, avendo maturato quel tipo di pensione, non ci sono altre possibilità di fare integrazioni economiche. L'unica cosa che bisognerebbe vedere con attenzione, eventualmente anche fare un ricorso rispetto a domande fatte in precedenza, se c'è un aggravamento, e quindi questo lo deve decidere il medico di base, perché poi parte sempre tutto dal medico di base, la richiesta di avere l'accompagnatoria, e quindi se poi questo passa, una volta che viene certificato questo diritto, sono 516 euro al mese, esentasse, perché l'accompagnatoria è esentasse. Poi molto probabilmente se la signora dice io alcune cose le fa da solo, altre volte ha bisogno, là ci sta la valutazione che non compete né a noi del patronato né a noi del sindacato, ma alle commissioni. La cosa che compete a noi è quella eventualmente a fare ricorso, quindi avere anche un medico terzo, in questo caso un medico nostro, che dice guarda che secondo noi quella commissione ha fatto una scelta che è troppo restrittiva, ci sono i presupposti per fare ricorso e facciamo ricorso. Quindi insomma questa è l'unica possibilità. Ritorniamo, stavamo parlando prima che ci chiamasse la signora della legge 104, se ne è tanto parlato, si è parlato tantissimo anche degli abusi che ne sono stati fatti, era la premessa iniziale, ma esattamente Barbiero, questa legge 104 che cosa consente alle persone che ne hanno effettivamente diritto? Alle persone che sono quelle malati, che hanno la 104, consente di avere tutta una serie di sussidi aggiuntivi rispetto al fatto che comunque ci sono tutte le casistiche che diceva prima la Lucia, ma consente al familiare e a chi vive assieme di avere la possibilità di utilizzare dei permessi retribuiti per fare assistenza. In più, per esempio con l'APE sociale o con l'APE precoce, per quelle persone che convivono
con persone che hanno la legge 104 si può fare la richiesta di anticipo pensione, e abbiamo avuto molti di questi casi di persone che con 63 anni di età e avrebbero dovuto aspettare i 67 per andare in pensione, quindi 4, ed erano anche disoccupati, quindi sarebbero stati 4 anni senza lavoro e senza reddito, oppure con persone che avevano 41 anni di contributi e per andare a pensione dovevano lavorare altri 2, quindi arrivare a superare i 43 anni, se in casa con loro avevano una persona che assistevano, cioè che faceva parte del nucleo familiare, perché poi anche qui uno dice io ce l'ho ma abito a Milano e mia madre è in Sicilia, quindi uno non puoi dare assistenza perché se sei a Milano non ce l'hai in casa. Non ce l'hai in casa. No? Quindi il requisito è la convivenza. Alla fine ognuno vorrebbe che il sistema fosse adattato a se stesso, invece la regola è questa. E questo ha consentito a molte persone con 41 anni di contributi di godere della pensione anticipata 2 anni prima, di seguire la persona a casa e quindi di evitare anche delle spese aggiuntive alla famiglia, perché se non c'era questa possibilità dovevi avvalerti di qualche badante o della casa, o comunque della di assistenza o di casa di riposo che ovviamente... Posso aggiungere una piccola cosa? Sì, un attimino, allora facciamo la pubblicità e poi spieghiamo. Allora, pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Ecco, ore 13, la CGIL risponde invalidità civile, il tema di oggi. Katimuttar, ci siamo interrotti prima, lei voleva aggiungere 2 cose? No, Lucia, scusa, Lucia, volevi aggiungere 2 cose relativamente sui permessi della 104. Poi per chiudere, perché altrimenti parliamo solo di questo. Anche la persona disabile riconosciuta dalla legge 104 in gravità ha diritto a dei permessi personali. Possono essere 3 giorni al mese oppure una riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione è di 2 ore al giorno con un orario pari o superiore alle 6 ore e di 1 ora al giorno con un orario inferiore alle 6 ore. Ecco, quindi permessi insomma che valgono sia per la persona sia per i familiari che fanno assistenza. Ci sono permessi retribuiti. Quindi lavora 6 ore e ne viene pagate 8. Oppure lavora 4 ore e ne viene pagate 5. Barbiero, durante la pubblicità stavamo parlando, abbiamo aperto un'altra parentesi sicuramente molto interessante e importante per le persone invalide civili, ovvero quella dell'inserimento lavorativo, perché ci sono delle leggi, ne abbiamo accennato prima, che obbligano le aziende ad assumere delle persone disabili, ogni tot dipendenti. Funziona, diciamo, questo sistema oppure no? Come sempre, fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, intanto la norma stabilisce per le categorie protette, cioè quelli che hanno una disabilità superiore al 46%, il collocamento obbligatorio. Collocamento obbligatorio che può avvenire attraverso le imprese che hanno più di 35 dipendenti, perché hanno l'obbligo di coprire una posizione a ogni 35 dipendenti, e anche nella pubblica amministrazione. Diciamo che nella pubblica amministrazione questi inserimenti sono più semplici. Sempre uno ogni 35 anche nella pubblica amministrazione? No, nella pubblica amministrazione ci sono altri parametri che adesso non ricordo. Diciamo che nella pubblica amministrazione l'inserimento è più semplice perché, essendoci anche molti lavori impiegatizi, è più facile con determinate disabilità inserire le persone. Nelle imprese produttive è più complicato, ma però anche laddove è possibile le imprese fanno di tutto per non adempiere a questa norma, perché è vero che se hai un disabile al 46% e gli mancano 3 dita non le puoi mettere nella linea di montaggio della De Longhi, perché le mani sono essenziali per fare il lavoro nella catena di montaggio, ma magari fare qualche altra attività lo puoi mettere, però le aziende tentano sempre di bypassare questa norma, tanto è vero che ci sono meno disabili rispetto alle scoperture che le aziende hanno per avere i dipendenti inseriti. E questo è un'altra delle operazioni che per essere fatta bene avevano bisogno
di uffici provinciali del lavoro che funzionassero, che facessero le verifiche e che facessero anche le sanzioni, perché poi le aziende che non rispettano queste norme hanno delle sanzioni da pagare, le sanzioni vanno in un fondo e il fondo serve per coprire tutte le spese dei soggetti che hanno disabilità. Il problema è che se non ci sono i controlli, alla fine non scattano le sanzioni, il fondo resta fermo, le risorse che potrebbero essere ridestinate a tutela di queste persone non arrivano. Quindi un meccanismo virtuoso che fa un po' fatica poi noi pensiamo che comunque in un'impresa di 35 persone che lavora, l'attività per una persona che abbia dei margini di disabilità è possibile trovare all'interno dell'organizzazione di lavoro delle collocazioni. Poi c'erano anche le furbizie delle aziende, perché per esempio tra questa categoria fino a poco tempo fa c'erano anche gli orfani di guerra, adesso non ci sono più perché è passato il tempo, e andavano a cercarsi tutti gli orfani di guerra perché li coprivano il posto, però avevano una persona che era perfetta al 100%. Non disabile, certo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, chi parla? Parla Busanello Alfredo, stanno là di Piave. Buongiorno Alfredo, prego. Buongiorno. Prego, non prego. lo sento. Prego, faccia pure la sua domanda. Va bene, volevo fare una domanda. Allora, io sono un donatore di sangue dal 68. Andando in ospedale a Padova, dopo un intervento alla spina dorsale mi sono preso l'epatite C. Da quel momento sono rimasto invalido di tutto, perché mi sono venuti problemi del cuore, mi sono venuti problemi, insomma vari problemi. Quindi adesso io mi trovo sì con la legge 104, articolo 3,1, più l'altro giorno qui a dicembre, dico l'altro giorno perché a dicembre qui ho fatto una nuova visita, mi hanno dato la 509,88, una roba del genere, o la 124,88, medio grave. Quindi in sostanza non mi danno neanche l'esenzione di qualche ticket, solo quello per l'epatite C. E ho il risarcimento e dall'88 sto aspettando il risarcimento. Della 2,10. Ecco, chi vuole rispondere? Chi vuole rispondere? Guardi, mi va bene chiunque, perché la mia situazione qui in Veneto saremo in molti presi così. Certo, grazie allora Alfredo per averci telefonato. Quanti anni ha lei? Mi scusi se... Io ho 74 anni oggi. 74? Già fatti. 74, grazie Alfredo. Prego, grazie a voi. Il signore di fatto è uno dei casi che citavamo prima, di questa invalidità che dicevo prima, c'era lieve, medio, grave, a lui gli hanno detto grave, ma è quel passo subito prima dell'accompagnatoria. Lì bisognerebbe, a mio avviso, sentire il parere di un medico legale per capire se ci sono gli estremi per fare un ricorso. Però il signore ha parlato di risarcimento, ha parlato di donazione di sangue. C'è un'altra legge che si occupa di queste situazioni qua, perché se il signore ha preso l'epatite a causa di una donazione per ago infetto o per un prelievo, c'è una legge che è la legge 210 che prevede il risarcimento dei danni. Infatti lui diceva 20 anni che aspetto il risarcimento, molto probabilmente il signore si riferisce alla 210 che è una cosa diciamo diversa, è la legge che tutela dei danni da vaccinazioni e trasfusioni e infetti. Ed è quindi un altro ambito, capitolo. Sì, si incrociano le due normative. Perché evidentemente da lì poi è scaturita, mi pare di aver capito, tutta la sua invalidità e tutte le problematiche. Sì. Però il risarcimento lui deve andare a fondo sul discorso del risarcimento della legge 210, che anche quella è una cosa molto complessa, diciamo. Complessa. Ecco, abbiamo ancora veramente pochissimo, 2 minuti. Volevo brevissimamente accennare anche al caso dei minori. Ne avevamo proprio accennato all'inizio. Purtroppo è un problema di molte famiglie, quello di avere dei figli disabili e di purtroppo scontrarsi di fronte ad una realtà molto, molto difficile. Che cosa si può fare in questi casi con le legislazioni che ci sono? Di fronte anche a situazioni critiche proprio di queste settimane, dove ci sono per esempio minori e disabili che hanno problemi di salute mentale, la Regione ha
cambiato i parametri di riferimento per il sostegno che dà alle famiglie, che prima dovevano intervenire con 30 euro, adesso le famiglie devono intervenire con 60, quindi insomma c'è un appesantimento che già va a gravare sulla situazione grave che una famiglia ha quando ci sono purtroppo queste condizioni, con un ulteriore aggravio economico. Quindi qui stiamo intraprendendo nei confronti della Regione, anche nel rapporto con le ULS, una verifica di questa scelta che non condividiamo, però anche sulla questione dei minori notiamo, perché delle volte anche attraverso i pensionati ci vengono a raccontare queste situazioni che vivono in famiglia, che c'è scarsa conoscenza. Allora, delle volte noi abbiamo un problema e critichiamo in generale lo Stato che non si fa carico di questi problemi. Poi magari se andiamo a fondo scopriamo che ci sono dei diritti che sono inespressi, e sono inespressi perché tu devi fare la domanda, e per fare la domanda spesso la gente non sa che e tu per fare la domanda devi sapere, siccome non è che la gente è ignorante, ma la gente non può sapere tutto, anche perché tra l'altro queste norme ogni governo che arriva ci mette sempre mano e abbiamo difficoltà anche noi a starci dietro. Ogni tanto norme complesse e in continuo cambiamento anche, quindi siamo andati a letto una sera che c'era la norma e 2 giorni dopo ci siamo svegliati, l'hanno cambiata, non c'è più, ne hanno aggiunta una di nuova, per cui c'è bisogno di avere anche un punto di riferimento. E tra l'altro, siccome stanno sempre dicendo che il cittadino può farsi tutto da solo con il computer, la telematica, dalle dichiarazioni di redditi alla domanda di pensione, noi pensavamo qualche anno fa di restare anche con meno lavoro, invece se prendiamo l'Inca, con tutti i problemi che ci sono sulle pensioni, sulle situazioni di carattere assistenziale, sulle questioni di carattere di invalidità, su tutti i bonus che sono stati fatti, il bonus bebè, il bonus mamma, app precoce, app social, la lista sarebbe lunghissima e stiamo finendo il tempo. Il lavoro è aumentato. Il lavoro è aumentato e tra l'altro poi aumentando il lavoro, siccome una cosa che stiamo dicendo è che tutti sparano sull'INPS, invece io dico all'INPS bisogna volere bene, perché l'INPS gestisce le posizioni previdenziali di 16 milioni di pensionati, le posizioni di 19 milioni di lavoratori, più tutte le imprese che sono dentro all'INPS, ed è quello che eroga i servizi. Quindi non bisogna sparare sull'INPS, bisogna, come si dice, dire al governo che faccia quello che ci sarà, un forte investimento sull'INPS, perché così alla fine, se la burocrazia invece di essere negativa è positiva, noi avremo anche un po' di meno antipolitica, perché se faccio la domanda, per esempio, di avere l'accompagnatoria e me la danno dopo un mese invece di aspettare un anno, io penso che il cittadino sia più contento. Il cittadino veda nello Stato che in tempi rapidi dà una risposta al suo problema. Poi noi discuteremo se i 500 euro sono pochi ed è meglio ad arrivare a 600, ma prima di tutto bisogna mettere in correlazione positiva il cittadino con chi deve erogare il servizio, cioè rendere esigibile un diritto stabilito dalle leggi. E su questo credo non ci siano dubbi, no? Siamo sicuramente tutti d'accordo, anche perché purtroppo nel caso specifico della trasmissione di oggi le dobbiamo smontare la logica degli uffici complicazioni affari semplici, perché poi con questa burocrazia noi che siamo quelli che lavorano per fare le pratiche nei confronti dell'INPS, dei comuni e tutto quello che ci va dietro, siamo costretti a seguire questa burocrazia e quindi ci mettiamo delle volte il triplo del tempo di quello che si potrebbe fare facendo appunto un'azione che rende semplice tutta una serie di pratiche burocratiche. Certo. Poi i furbi invece, perché queste cose qua sono avvenute anche per evitare le furbizie, e invece abbiamo visto che i furbi sono bravi ad attrezzarsi, i corrotti, quelli che dicevo prima, i delinquenti, non si combattono facendo più norme, si combattono facendoli capire che se ti becco stai dentro al fresco. E quindi quando li metti dentro gli altri capiranno subito che siccome manca l'aria alla fine non lo faranno più. Se invece alla fine questi che fanno sta roba sono anche i furbi, non pagano, vengono fuori dopo 3 ore, che segnale diamo? Che prospettiva diamo alla persona di fidarsi di uno Stato che è amico? Certo, oltre al danno la beffa, no? Certo. Alla fine. Allora, il tempo è proprio scaduto, io ringrazio per essere stati qui con noi oggi Lucia Celi e Katy Mutta del patronato Inca di Castelfranco, grazie a Paolino Barbiero, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon pomeriggio.